Una buona giornata, bentrovate, bentrovati, prima edizione in questo mercoledì insieme ancora sempre fino alle 13:30 come ogni giorno per raccontarvi quello che succede in tutta la regione. Tanti fatti di cronaca, tanti collegamenti come sempre con i nostri colleghi dal territorio. In apertura ancora i furti che stanno attanagliando non solo la Marca ma anche tutto il Veneto. Castelfranco particolarmente presa di mira. Andiamo subito infatti da Anna De Roberto, dove questa notte c'è stato, anzi ieri sera c'è stato un furto molto consistente in una villa, l'ennesimo. Anna, raccontaci tutto, buongiorno. Sì, eccoci Edi, buongiorno. Questo è un po' il luogo in cui è accaduto. Ve lo facciamo vedere perché siamo all'interno di una corte, ma siamo vicinissimi a Piazza Giorgione, quindi ancora nel cuore di Castelfranco Veneto. Questa è la palazzina che ospita alcuni appartamenti, sono appartamenti di pregio. I ladri la notte del 31 ottobre in realtà è accaduto, però la notizia è stata resa nota soltanto in queste ore. Hanno provato ad entrare in un'altra villa, non ci sono riusciti e così che cosa hanno fatto? Chiedo a Tommaso Migotti di seguirci. Si sono introdotti all'interno di questo piccolo spiazzo e sono riusciti ad entrare attraverso la cancellata per dirigersi all'interno dell'appartamento dove vive la signora Matilde Muschietti, sorella di Franco Muschietti, ex sindaco di Castelfranco. Insomma, sono una famiglia molto nota qui a Castelfranco perché proprietari della farmacia Allagata proprio in centro, quindi insomma una famiglia molto nota. I ladri cosa hanno fatto? Sono saliti da questa grondaia, grazie Tommaso, quella lì, sono saliti dalla grondaia e approfittando insomma anche di questo cornicione della terrazza molto comodo, sono entrati all'interno della terrazza, hanno sfondato una porta finestra e sono riusciti tranquillamente ad entrare all'interno dell'appartamento. Nell'appartamento hanno trovato la cassaforte, l'hanno aperta, all'interno della cassaforte c'erano alcuni orologi di pregio, tra cui un Rolex Daytona edizione speciale, edizione limitata, soltanto Rolex vale 150.000 euro, insomma il bottino è di circa 400.000 euro, perché all'interno della cassaforte c'erano 2 orologi e poi tanti gioielli di famiglia, una famiglia che ha diverse generazioni e quindi gioielli davvero datati e dunque di grande valore. Cosa è accaduto? Erano le 18:30 e la signora Matilde stava rientrando a casa, quindi si è trovata faccia a faccia con i ladri, la torcia puntata praticamente sul volto. Quando li ha scoperti, questi si sono dati alla fuga e sempre utilizzando la grondaia con la cassaforte in mano sono scesi, quindi hanno portato via la cassaforte dalla casa e sono riusciti a scappare poi andando via attraverso questo muretto. Come potete vedere ci sono tantissime case, tantissimi appartamenti in questa corte, non si tratta di una villa isolata come ad esempio poteva essere quella in cui i ladri hanno fatto visita sempre a Castelfranco il giorno dopo, l'episodio accaduto a Villa Vetro di cui vi abbiamo dato conto nel nostro telegiornale di ieri. Qui si tratta davvero di un luogo assolutamente frequentato, le persone che abbiamo incontrato ci raccontano di quanto possa essere stato facile per i ladri riuscire a raggiungere questo appartamento semplicemente arrampicandosi attraverso la grondaia. Noi questa mattina abbiamo anche incontrato il sindaco di Castelfranco Stefano Marcone. Il suo comune è colpito da questi episodi di criminalità ormai da diverso tempo. Allora vi facciamo ascoltare che cosa ci ha detto. Sì, ho sentito i carabinieri, i quali stanno indagando e danno anche delle indicazioni. Questo è un periodo dove con il cambio dell'ora viene buio presto e ci sono abitazioni magari che rimangono scoperte perché qualcuno è al lavoro piuttosto che a fare la spesa, e quindi è consigliato chiudere casa quando si esce dalle 5 del pomeriggio alle 8. Sono degli orari che sono monitorati, gli agenti di carabinieri sono fuori con più squadre e quindi è un periodo sul quale bisogna tenere alta la guardia e invito i cittadini a seguire questi consigli. Sono bande organizzate, sindaco? Sembra di sì, perché colpiscono, vanno a colpo sicuro e quindi sì, sono bande organizzate che tendono a fare questi colpi durante questa stagione, non solo a Castelfranco Veneto come si vede purtroppo, ma è diffusa questa pratica illegale.
I consigli e i suggerimenti: cercare di evitare di tenere valori piuttosto che soldi in contanti in casa, perché poi insomma sono bottini che pagano, fra virgolette, coloro che delinquono, e cercare appunto di presidiare in modo tale che sia disincentivante. Ci sono gli allarmi, ci sono le videocamere, vediamo che talvolta non sono sufficienti, aiutano però poi chi fa le indagini a risalire ai malfattori. Dal punto di vista dei presidi sul territorio potreste aver bisogno di una mano, sindaco, secondo lei? Tutti i comuni potrebbero aver bisogno di una mano? C'è stato qualche sindaco che ha detto siamo in difficoltà. Ed è così. I corpi di polizia locale, gli organici sono sempre più risicati e si ha difficoltà a garantire la sicurezza anche attraverso la polizia locale su questi casi. Quindi sì, c'è bisogno di avere la possibilità di incrementare gli organici, così come di risorse per aumentare quelle difese passive tipo le videocamere di sorveglianza, perché sono dei dissuasori, servono a far prevenzione. Ecco, avete sentito la necessità di fare prevenzione e poi anche le parole del sindaco Stefano Marcona: non tenete troppi contanti, troppi ori in casa. I bottini di cui vi stiamo raccontando in questi giorni sono davvero bottini pesanti, 30.000 euro il furto a Villa Vetro, il furto qui all'interno dell'abitazione Muschietti oltre 350.000 euro, quindi davvero bottini importanti. Matilde Muschietti, la vittima che noi abbiamo contattato e raggiunto al telefono, ha scelto di andarsene, sarà via per qualche giorno, dice di essere sotto shock e quindi di aver preferito lasciare la sua casa, quindi è andata via per qualche giorno per cercare di metabolizzare quanto accaduto. Da Castelfranco è tutto. Anna, grazie mille, grazie a te, a Tommaso Migot, per questo intervento in diretta e questi aggiornamenti dal territorio. Abbandoniamo un attimo il tema dei furti, di cui continueremo a parlare tra poco, per aprire un tema invece più che va anche oltre i confini, non solo del Veneto ma anche dell'Italia, le elezioni americane. Lo avrete sentito, visto in giornali e TV questa mattina. La vittoria di Trump è subito arrivata, come possiamo vedere, grazie al contributo della regia. Ringrazio Mattia Pizzai e Alessandro Granziera che sono in regia. Vediamo le congratulazioni di Meloni che esprime sostegno al neoeletto presidente Donald Trump, che ha vinto con una vittoria abbastanza schiacciante su Kamala Harris. Anche gli stati in bilico sono stati, che notoriamente erano democratici, sono stati presi da Trump per poche percentuali di voto, ma questo è il nuovo presidente. Appunto, le congratulazioni di Meloni, ma è intervenuto anche sulla vittoria di Trump Luca Zaia, perché ci saranno ripercussioni ovviamente non solo a livello politico ma anche economico. Sentiamo cosa ha detto il presidente della Regione Veneto. Ha stravinto il presidente Trump e, a differenza del 2016, quando è stato eletto presidente, del 2020 quando ha perso le elezioni contro Biden, questa volta è riuscito a parlare al popolo. Tanto è vero che i voti si vedono anche sul fronte dei latinoamericani e dei giovani, gli under 30 hanno votato Trump. Molte aspettative rispetto alla politica del presidente Trump ce le abbiamo relativamente alle guerre, alla guerra in Ucraina, che rischia di diventare il nostro Afghanistan europeo, alla guerra in Medio Oriente e agli altri focolai di guerra nel mondo, ce ne sono 60. Dall'altro il presidente Trump si è presentato agli elettori come colui che non ha mai fatto guerre e porta la pace. L'economia è globale, il mondo è iperconnesso, è molto più piccolo di quello che conoscevamo noi, lo sarà sempre di più. Penso che ragionare ancora come frontiere non ci aiuti. Ovvio che bisogna difendere fino in fondo i mercati affinché non ci siano concorrenze sleali o dumping dati magari da sfruttamento di lavoratori o da non rispetto delle regole ambientali nelle produzioni, cosa che accade. E noi preoccupazioni ne abbiamo sempre storicamente e ciclicamente, però è anche vero che i nostri imprenditori non hanno paura di affrontare i mercati, li affronteranno e ovviamente coscienti del fatto che devono avere al loro fianco un governo che li difende. Queste le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Andiamo un attimo a vedere ancora l'ANSA, il sito generale dell'ANSA, che apre ovviamente con la vittoria di Trump, che ha vinto con 279 grandi elettori. Per vincere ne bastavano 270. Fermerò le guerre, sarà l'età dell'oro, il primo discorso fatto appunto davanti ai cittadini e sostenitori
che appunto l'hanno votato e sostenuto in questi mesi di campagna elettorale. Vedremo dunque cosa succederà per i prossimi 4 anni e nei prossimi 4 anni, e aspetteremo anche poi il discorso che dovrebbe tenersi domani della vicepresidente, a questo punto Kamala Harris, che dovrebbe appunto tenersi domani il discorso di sconfitta di fatto. E noi, come accennato, continuiamo invece a parlare di furti. Andiamo nel Padovano, una rapina ieri mattina all'ufficio postale di via Vigovonese a Camin, dove un uomo a volto coperto con una pistola in pugno, forse giocattolo, questo è ancora da appurare, ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare il denaro di circa un bottino di circa 800 euro. La rapina è avvenuta sotto gli occhi di alcuni clienti spaventati. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile. E dal Padovano al Vicentino, a Ponte di Nato, un furto degenera in un'aggressione. Succede quando un ospite di una casa sorprende i ladri che stanno rubando in camera da letto. I malviventi lo picchiano e lui finisce all'ospedale. E abbiamo incontrato la padrona di casa, sentiamo. È ancora caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine per rintracciare gli autori della rapina in una villetta a Ponte di Nato avvenuta venerdì sera. I ladri sono penetrati in questa abitazione di via Maralta all'ora di cena, mentre i coniugi Calgaro erano a tavola in compagnia della figlia e del suo fidanzato. La signora Agnese, sentita questa mattina, ci racconta di quanto lei e la sua famiglia ora siano pervase dalla paura e dalla rabbia. Più di prima, perché mi sentivo sicura in casa mia, e chi viene in casa con altri dentro e anche aggredire per scappare, no, quello è il culmine. E loro puoi fare questo. E sentite che dai un pugno in faccia, così ti metti anche dentro. Ma sei normale sta roba qua? Non sei normale, capisci tu? E proprio con un pugno in faccia scagliato dai malviventi contro il fidanzato ha comportato cadendo anche la frattura della caviglia. Il giovane, infatti, insospettito dall'abbaiare insistente del cane Doc, era andato a verificare quanto stava accadendo nelle camere. E per cosa che continua a sbagliare, e se la portava di Drio a casa qua, e ha visto che gli era proprio davanti alla porta e finestra della camera, e lo cazza mai, come che lo cazza mai, il cane che si andava verso lui, e lui si è venuto fuori a costa, pila in mano, tutti e due, uno si è saltato colpo il canceo, che lei così, ha detto, ma che saltante in una maniera che mai, che altro che era un pugno sul viso, e lì che era scainale, in Drio, e si è scavessa al piede, e con cui si scappa via. Un bottino di 500 euro in contanti più alcuni gioielli in oro. Ad aver forzato una porta finestra blindata laterale, 2 soggetti vestiti di scuro che parlavano un italiano fluente. Un colpo che molto probabilmente era stato preparato da tempo in questa casa isolata tra i campi. Sì, per me sì, perché ieri diverse sere che il cane sbagliava continuamente, tanto che al giovedì erano da fuori, ho detto basta Doc, vieni dentro, e io avevo dentro casa, tanto per dirti. Poi adesso mi sono qua, guarda, tutti i balconi saranno, se è possibile che mi metta in casa così, perché spero su che mi passa un pochetto, perché non sei la roba che mi porta via, ma l'azione che io ho fatto di venire in casa con tutte le porte blindate. Continueremo a parlare dei furti avvenuti nel territorio veneto e soprattutto anche nella Marca, ma ci chiede per ora la linea Chiara Gaiani, che vedo già collegata. Buongiorno Chiara, un ennesimo infortunio mortale sul lavoro a Padova, raccontaci tutto, buongiorno. Sì, buongiorno Edi, buongiorno ai telespettatori. Si chiamava Silvia Palisce, che aveva 61 anni, la donna alla guida del mezzo pesante che è stata investita e uccisa proprio nell'area che vedete alle mie spalle di questa azienda di via Vigonovese che si occupa di logistica. A investirla un collega, un camionista romeno di 39 anni. Per la donna, nonostante i tempestivi soccorsi arrivati sia dai colleghi sia poi dal SUEM 118, non c'è stato nulla da fare. L'incidente è accaduto alle 18:45, quindi qui era buio, però tra il pomeriggio e la sera è momento di massimo lavoro per aziende come queste. Io ringrazio Dino Ferrara di ADL Cobas che adesso sentiamo. Vi aggiorno solo sul fatto che le indagini sono condotte dalla polizia locale intervenuta sul posto con lo Spisal, che ovviamente ha posto sotto sequestro i mezzi. Dino Ferrara, ieri molti
molte persone anche iscritte al vostro sindacato erano presenti al momento dell'accaduto, sotto shock come del resto anche l'autista. Immediatamente è scattato lo sciopero, un'azione che è partita subito. Sì, ieri sera quando i nostri facchini iscritti con ADL Cobas, che sono il 100% dei facchini presenti in questo magazzino, ci hanno comunicato l'accaduto, è partito sia per una questione di shock, appunto di vicinanza rispetto alla tragedia che c'è stata, sia per quanto riguarda le motivazioni che stanno dietro molto spesso ai morti di lavoro. È partito questo sciopero che si è prolungato per tutto il turno. Noi oggi andremo avanti con le iniziative di sciopero e solidarietà non solo nel magazzino Finesso ma anche negli altri magazzini della logistica qui all'interno della zona industriale di Padova. Dico la logistica perché è molto importante riflettere sul perché queste tragedie accadono molto spesso in questo settore. I ritmi di lavoro sia per i facchini che per gli autisti sono incredibili, si parla di autisti che guidano anche per 13-14 ore al giorno e quindi la famosa distrazione di cui oggi tanto si parla non è figlia di una semplice distrazione del lavoratore, ma è figlia di un percorso che porta poi a fine giornata a essere molto stanchi e distratti appunto per questo. Gli autisti fanno parte di ditte esterne a questo magazzino, per quel che ci risulta Finesso ha anche un certo controllo della sicurezza in questo magazzino, però qui come altrove ci sono troppe ditte che col meccanismo delle gare di appalto cambiano spesso all'interno e offrono un servizio all'interno di questo magazzino. Cambiare ditta vuol dire molto spesso cambiare autisti, quindi ci sono autisti che lavorano stabilmente in questo magazzino per 5-6 giorni e poi cambiano. È chiaro che un autista nuovo cambiare sempre autisti non aiuta la sicurezza all'interno dei magazzini. Ecco, io vi dico che abbiamo chiesto la linea velocemente perché l'azienda rilascerà delle dichiarazioni ma non al microfono, quindi andremo ovviamente a raccoglierle. Una protesta la vostra, l'ha appena detto Dino Ferrara, che non si ferma. Il problema della sicurezza è un problema davvero importante e fondamentale. Silvia Paliscek vive nel Vicentino, a Brogliano. Andrete avanti? Sì, andremo avanti. Nel pomeriggio abbiamo già organizzato degli scioperi, delle iniziative nei magazzini della logistica. Siamo per fortuna il sindacato che rappresenta la maggior parte dei facchini, quindi in tutti i magazzini qui della zona industriale proveremo a fare queste iniziative di sciopero e solidarietà, ricordando chiaramente l'autista deceduta, però con un forte messaggio, e vogliamo più investimenti sulla sicurezza e più controllo da parte dei committenti in quello che succede nei magazzini. Allora ringrazio Dino Ferrara, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Cristian Roccaiè. Della linea da Padova può tornare allo studio. Grazie mille Chiara, grazie anche al tuo ospite. Vedremo insomma cosa l'azienda anche dirà rispetto a questo fatto. E da Padova ci spostiamo invece a Venezia subito con Ilaria Marchiori, perché è ancora in atto, cioè è ancora tanta la polemica che si sta sollevando sulle parole della professoressa che ha insultato le frecce tricolori e che ora rischierebbe la denuncia. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Eddie, buongiorno ai nostri telespettatori. Infatti la polemica si sta facendo sempre più accesa dopo il post che è stato scritto dall'insegnante del liceo Ca' Foscari, che tra l'altro non è nemmeno nuovo alle polemiche, visto che proprio la scorsa estate c'era stata la polemica che riguardava la questione delle ragazze che avevano protestato all'esame di maturità. Ma non divaghiamo. Questa insegnante ha scritto un post in merito alla presenza, all'acrobazia delle frecce tricolori a Venezia lunedì, per la presenza del presidente Mattarella e anche del ministro Crosetto in piazza San Marco, scrivendo frecce tricolori di M. Noi ovviamente non riportiamo la frase intera. Già il giorno precedente, tra l'altro, molti residenti, molti veneziani si erano lamentati per le prove, per il rumore che stavano provocando, e dunque si erano già create alcune polemiche. In questo caso questi insegnante non ha fatto che in realtà fomentarle con questo post. La dirigente scolastica interpellata ha dichiarato di compiere tutte le verifiche del caso per quanto di sua competenza, e non è escluso, ha detto anche, che possano essere presi dei provvedimenti disciplinari.
Non meno di qualche ora fa però l'insegnante ha scritto un nuovo post e ve ne leggo alcune parti. E chi ha offeso le forze armate, ha scritto, ce l'ho con l'inquinamento acustico e atmosferico provocato, nonché con la pericolosità non solo per persone fisiche ed edifici ma anche per animali, specialmente volatili e uccelli migratori, per non parlare dei costi. Tra l'altro passo per fomentatrice, ha scritto ancora, di qualsiasi evento sgradevole accaduto all'istituto scolastico di cui ovviamente non ho alcuna responsabilità. Si ipotizza che io nelle mie classi non faccia altro che parlare male delle forze armate, ma quando mai? Viviamo in un regime o cosa? Insomma, questa è parte del post che è stato pubblicato proprio poche ore fa dalla docente, che ovviamente ora si è rivolta a dei legali anche per capire come muoversi e insomma cercheremo anche noi di capire che cosa accadrà, soprattutto anche se l'ufficio scolastico regionale avrà intenzione di prendere dei provvedimenti disciplinari a carico di questa insegnante. Qui da Venezia è tutto, io restituisco la linea allo studio. Grazie mille Ilaria per questi aggiornamenti, quindi seguiremo la vicenda e ovviamente vi terremo aggiornati. E dunque, come detto, noi continuiamo a raccontarvi dei furti che stanno attanagliando il Veneto. Abbiamo aperto questa nostra prima edizione con Anna De Roberto che si trovava a Castelfranco, città dove è stata anche ieri perché c'è stato un altro furto in villa. Sentiamo. È successo già, credo che sia la quinta, sesta volta, e una volta è successo anche che ero in casa io e hanno provato a prendermi anche, sì, e ho dovuto arrampicarmi e andare su questo pianerottolo. Aveva 18 anni Alexander Puntel quando si è ritrovato faccia a faccia con i ladri. Lui a tentare di tenere chiusa la porta da un lato, loro a spingere dall'altro, calzamaglia in testa e piedi di porco in mano. Da quel giorno chiude a chiave la camera quando è solo. Lo scorso pomeriggio una nuova incursione di ladri in casa sua. Lui era a Venezia per un concerto, i genitori in cimitero sono entrati rompendo questa inferriata. Un flessibile probabilmente hanno usato, con tutta la calma del mondo. Ed erano in tanti comunque. Abbiamo risaldato adesso e... Da qui in casa in un attimo, in salotto dove hanno sfondato una botola e poi probabilmente guidati da un metal detector hanno distrutto questa parete in cartongesso convinti che nascondesse una cassaforte. In realtà è una porta che è una porta murata e che avevamo anche murato col cartongesso e ci hanno addirittura tolto tutto quello che era il cartongesso. La cassaforte alla fine l'hanno trovata, l'hanno sradicata e presa. Hanno portato via tutte le cose d'argento, di oro di mia mamma, più anche delle cose che erano di mia nonna. Quindi adesso non abbiamo più niente, cioè, nel senso, se qualche ladro vedesse questa cosa, ve lo dico, non abbiamo proprio più niente. Cosa non ha funzionato nel sistema di sicurezza? Alexander se lo chiede da quel giorno. Le telecamere sono collegate alla vigilanza privata ma non avrebbero ripreso nulla. Il sistema d'allarme non ha funzionato. Il sospetto è che sia stato disinstallato da remoto, così come usano fare i cybercriminali. E così non c'è pace per la famiglia Puntel. Papà Patrizio rincasa in tarda mattinata alla scoperta dell'ennesima incursione dei ladri in casa sua. Si è sentito male. Nel pomeriggio la famiglia ha sporto denuncia ai carabinieri chiamati non appena scoperto il fatto. Abbiamo fatto di tutto, ma c'è poco da fare. Quando loro ti puntano, in un modo o nell'altro entrano. Non compriamo più nulla, né oro né argento, non resto più a casa da solo la notte, lo dice apertamente a testa alta Alexander Puntel. Ecco come i ladri hanno cambiato la mia vita. Quando ad esempio sono da solo non riesco più a dormire, anzi certe volte addirittura chiedo a degli amici di poter dormire da loro. Dormo sempre chiuso a chiave, mi metto sempre qualcosa davanti alla porta, cioè qualcosa che ti cambia la vita comunque. E avere un'arma avrebbe potuto servire a qualcosa. Non è bello arrivare a questo, sicuramente. Tra l'altro, per cosa la tieni se poi ti arrestano te e te la fanno pagare te? Nel senso, ti condanni praticamente anche. Dovrebbe essere proprio il sistema diverso.
Questa dunque è la testimonianza raccolta da Anna De Roberto, l'ennesimo furto in villa a Castelfranco, e abbiamo sentito in apertura anche le parole del presidente della provincia e sindaco di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, che insomma esprime anche solidarietà a queste famiglie colpite. Ma rimaniamo invece nella Marca, esercizi commerciali presi di mira dai ladri, ve ne stiamo dando conto in questi mesi, in queste settimane anche noi. 2 persone sono state bloccate e denunciate. È il risultato dei controlli disposti dalla questora di Treviso Alessandra Simone, operazione che la Polizia di Stato ha svolto per prevenire i furti nelle abitazioni all'interno degli esercizi commerciali. In viale 4 novembre un 20enne bengalese, già gravato da precedenti specifici, stava per fare irruzione in un negozio di fotografia. Il giovane, armato con un bastone, ha tentato di forzare la porta d'ingresso, ma è stato sorpreso in flagrante da un equipaggio della Polizia di Stato che stava pattugliando proprio il quartiere Fiera di Treviso. Il 20enne è stato fermato e denunciato per tentato furto aggravato. Sempre sul fronte dei reati predatori è stato fermato un trevigiano di 56 anni. L'uomo è entrato nel supermercato Inse di Sant'Antonino, poi ha arraffato vari generi alimentari nascondendoli addosso ed è uscito dal negozio a piedi, ma ad accorgersi di quanto stava accadendo un dipendente che ha subito dato l'allarme allertando il 113. Gli agenti sono giunti immediatamente sul posto ed hanno raccolto in pochissimo tempo la descrizione del ladro da alcuni importanti elementi come in tempo reale la direzione di fuga del 56enne. La caccia all'uomo è durata poco. L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti della polizia e della Polfer alla stazione ferroviaria di Treviso. Era già salito a bordo di un treno pronto per partire verso Venezia. Il taccheggiatore è stato fermato e la rifurtiva restituita al titolare del supermercato, mentre il 56enne dovrà rispondere di furto aggravato. Nel fine settimana è stata intensificata l'attività di prevenzione e controllo del territorio disposta dal questore di Treviso Alessandra Simone. E questi sono 2 importanti risultati operativi sul fronte del contrasto ai reati predatori consumati all'interno degli esercizi commerciali. E sempre nel Trevigiano 2 persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza di Treviso, appunto per aver tentato di vendere, incassando una cospicua accaparra, un immobile all'insaputa dei veri proprietari. Protagonista un pluripregiudicato con una spiccata e pluridecennale attitudine a commettere delitti contro il patrimonio e la fede pubblica, che presentandosi come rappresentante legale di una società immobiliare ha proposto l'acquisto di un immobile di proprietà di una coppia di coniugi non intenzionati alla cessione del bene, ignari dell'offerta di vendita. A seguito della sottoscrizione di un accordo preliminare, l'acquirente ha versato al truffatore 55.000 euro a mezzo bonifico bancario e 5.000 in contanti. Trascorsi i 3 anni dalla data pattuita nell'accordo per la definizione della compravendita, l'acquirente ha avviato un procedimento civile nei confronti della società immobiliare al fine di recuperare quanto versato. In tale occasione è venuto a conoscenza del fatto che l'intermediario, nonché artefice della truffa, non aveva alcun ruolo nell'impresa immobiliare, e questo è stato denunciato. E ora nel Padovano, perché emergono particolari agghiaccianti dalla storia del bimbo di 5 mesi seviziato dal papà mentre era ricoverato in ospedale a Padova. Sentiamo. Infliggere sofferenza e dolore al figlio neonato, mutilarlo per renderlo invalido così da poter percepire il sussidio. È questa l'ipotesi che aggiunge orrore ad una storia che già era terribile. I poliziotti della squadra mobile di Padova e la procura che stanno indagando sospettano che il papà 22enne arrestato per aver seviziato il figlio di 5 mesi mentre era ricoverato in ospedale a Padova infliggesse queste torture al piccolo per poter ricevere soldi destinati a famiglie con situazioni di invalidità. Ci sarebbero prove che dimostrerebbero questa tesi. Il papà, un 22enne Sinti residente a Camisano Vicentino, è in carcere da giovedì scorso, quando è stato bloccato nella stanzetta della pediatria dagli agenti della squadra mobile che lo osservavano da giorni dopo la segnalazione dei medici. Il neonato, arrivato in ospedale con lesioni al cavo orale e difficoltà respiratorie, non migliorava, anzi peggiorava dopo le visite del papà. Le immagini mostrano la mamma, anche lei di etnia Sinti ma estranea ai fatti, che lo coccola. Quando esce dalla stanza ed entra al suo posto il compagno, inizia il calvario per il piccolo.
Inoltre il bambino, nato lo scorso maggio, già a luglio era finito in ospedale a Vicenza per problemi respiratori e alla lingua. Dunque il 22enne non voleva uccidere il figlioletto, ma mutilarlo e renderlo invalido per ricevere dei soldi. Una storia agghiacciante che fortunatamente è stata scoperta e fermata. Ora l'obiettivo dei medici della pediatria che stanno curando il piccolino in terapia intensiva è quello di poterlo riportare alla normalità senza conseguenze permanenti. Rimaniamo su questo tragico fatto e agghiacciante fatto di cronaca, perché il sindaco di Camisano Vicentino, Renzo Marangon, offre la disponibilità del comune dove risiede la famiglia ad aiutare la mamma. Il contributo realizzato dai nostri colleghi di Vicenza. Sentiamo. Il caso del bimbo di 5 mesi seviziato dal padre all'ospedale di Padova. Ecco, un episodio che ha creato veramente indignazione non solo nel Veneto, a livello nazionale. Siamo a Camisano Vicentino, il paese dove risiede la famiglia, con me il sindaco Renzo Marangoni. Sì, buongiorno e benvenuti. Ecco, siamo qui a parlare comunque perché la situazione era di difficoltà. Questa sarebbe stata la spiegazione, sembra, dell'uomo che, ricordiamo, è stato arrestato perché poteva tentare di chiedere un indennizzo, qualcosa, attraverso le ferite procurate al bimbo, che se non fossero state riconosciute avrebbe magari cercato di richiedere all'ospedale. Ecco, una situazione che era conosciuta, sindaco, questa delle difficoltà economiche della famiglia? No, assolutamente no. Noi avevamo avuto un contatto attraverso i nostri uffici, soprattutto dall'anagrafe, che riguardava la residenza, di questa residenza sia del bambino, della moglie e dell'altro ragazzo, perché le residenze non sono proprio puntuali tutte nel nostro territorio. Il contratto è stato solo questo, insomma. Ecco, è una situazione anche di difficoltà, come sembra. Abbiamo anche capito che il Comune si è dimostrato disponibile ad aiutare in qualche modo la madre in questo caso, è vero? Certamente, quando arrivano i segnali dalla tutela ai minori, qua si tratta di tutela ai minori, noi abbiamo un servizio di eccellenza, abbiamo 2 persone che si occupano proprio della tutela ai minori, per cui siamo sempre molto disponibili, soprattutto in questi casi qua, perché dobbiamo ricordare che i minori non sono tutelati da nessuno, se non in prima persona dalla famiglia, che sembra che la famiglia in questo momento qua sia in grossa difficoltà. Ecco, lei ha avuto modo di incontrare, come vi muovete? So che è un momento anche di difficoltà, no? Per riuscire anche a rapportarvi in maniera corretta. Sì, noi abbiamo saputo giovedì la settimana scorsa del fatto, qualcosa ci abbiamo intercettato verso venerdì sabato, ma da sabato noi non sappiamo più nulla e naturalmente la riservatezza è totale, perché dobbiamo salvaguardare soprattutto il ragazzo e i ragazziti. Certo, proprio questo discorso della tutela e anche dell'anonimato, evitiamo anche di fare ulteriori elementi, fornirli proprio per riuscire a identificarla. Ecco, è importante che il messaggio arrivi alla madre, è importante che il Comune sappia che cosa allora? Ma che il Comune sappia sempre dalla Procura, perché in primi c'è un arrestato, poi la Procura deve stabilire quali sono i possibili contatti con noi. Appena noi siamo in contatto con la tutela ai minori, in cui sta seguendo il caso, appena ci avvertono di qualcosa noi siamo pronti a intervenire. Ecco, importante, se la madre avesse mai bisogno di qualcosa deve comunque fare il primo passo e chiedere un aiuto dall'altra parte. Il Comune in questo momento si rende disponibile ad aiutarla, lo confermiamo. Questo è scontato, siamo qua più che altro per stabilire questi tipi di sicurezza per il nostro territorio. Uno è dei nostri ruoli, è un nostro ruolo di essere amministratori locali. Questo quanto è accaduto e il sostegno del sindaco alla mamma e ovviamente alla famiglia del piccolo. Seguiremo gli sviluppi. Prima di andare in pubblicità vi leggo una notizia che arriva dall'ANSA, battuta in questi istanti, dall'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, che hanno emesso, come fanno costantemente, un report sugli incidenti stradali e gli incidenti mortali, e tra venerdì 1 e domenica 3 novembre sono state in Italia 34 le vittime sulle strade italiane. Contiamo una vittima giovanissima, un bambino di 4 anni, la più anziana un uomo di 77, 12 avevano meno di 35 anni. Sono state 3 le vittime in questo weekend di ponte e festeggiamenti, le vittime in Veneto, e dopo la pubblicità ritorneremo anche sull'incidente mortale che ha coinvolto e ha visto appunto perdere la vita la giovane Veronica di soli 27 anni. Per il momento ci lasciamo, qualche minuto di pubblicità, ci vediamo tra poco.
Di nuovo in diretta, buongiorno, bentrovati di nuovo dopo questo break pubblicitario. Mercoledì 6 novembre, prima edizione, ne parlavamo prima di lanciare la pubblicità. Sono tante le vittime che in questo weekend in Italia hanno perso, le persone che in questo weekend hanno perso la vita, vittime della strada, vittime di incidenti stradali. Ben 34, la più giovane un bambino di 4 anni, la più anziana di 77, 3 le vittime in Veneto, tra cui c'era anche Veronica Colla, una giovane di 27 anni che ha perso la vita in un incidente avvenuto alle 4 del mattino in via Martin Luther King a Jesolo. Vediamo il servizio di Nicola Marcato. Una rosa rossa è stata deposta sul tronco scorticato del pino marittimo contro cui ha perso la vita Veronica Colla. La giovane 27enne, mentre ricasava alle 4 del mattino, ha perso il controllo della sua Smart in via Martin Luther King e si è schiantata contro questo albero. L'impatto, avvenuto ad alta velocità, ha disintegrato l'auto e spezzato per sempre la vita della ragazza. Le prime informazioni indicano che si è trattato di una fuoriuscita autonoma senza il coinvolgimento di altri veicoli. Una decina di metri prima dell'impatto, la sua auto è salita inspiegabilmente sul cordolo che divide i due sensi di marcia. L'auto è poi senza controllo piombata sull'albero. Nessun segno di frenata è visibile sull'asfalto. È probabile che la ragazza abbia avuto un colpo di sonno o un malore che solo l'autopsia potrà stabilire. I vigili del fuoco e il personale del SUEM sono intervenuti rapidamente, ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per salvare Veronica, figlia di Roberto Colla, un noto agente immobiliare di Jesolo. La sua morte ha sconvolto i numerosi amici della ragazza che lavorava come barista in città e l'intera comunità di Jesolo. Una perdita per tutta la nostra comunità, noi ci stringiamo intorno alla famiglia. Sul posto i vigili urbani assieme ai carabinieri hanno messo in sicurezza l'auto, deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso si sono concluse alle prime luci dell'alba. Alcune persone, scosse per quanto accaduto, si sono fermate sul luogo dell'incidente per rendere omaggio alla giovane donna. Mi dispiace tantissimo per il fatto, perché tutti quanti abbiamo i figli. Veronica Colla lascia 2 sorelle gemelle, Giorgia e Gloria, e i genitori Sara e Roberto. La data del funerale sarà stabilita una volta che la salma verrà dissequestrata per le indagini in corso. Intanto il giudice ha convalidato l'arresto del 34enne che ha seminato il panico sabato scorso all'ospedale di Cittadella. Il ragazzo ha raccontato la sua versione dei fatti. Sentiamo il servizio di Valentina Visentin. Si è dimostrato pentito da un lato, dall'altro ora il prossimo passo sarà verificare se si tratta di un soggetto in condizione di capacità di intendere e di volere, e che quindi effettivamente avesse coscienza e volontà di quello che ha fatto. Ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari che in carcere lo ha incontrato per l'interrogatorio di garanzia. Il 34enne di Cittadella che sabato mattina ha seminato il panico in ospedale picchiando un medico e ferendo con un coltello 2 infermieri e un carabiniere prima di essere bloccato con il taser, ha confidato al suo avvocato di aver realizzato la gravità del suo gesto. Il signor Velo oggi ha avuto un atteggiamento sicuramente più consono all'interrogatorio. È emerso ovviamente un vissuto di difficoltà notevole che l'ha portato a compiere questo gesto di cui si è pentito, ha chiesto scusa e ha tenuto a precisare che non aveva nessuna finalità omicidiaria. Si è trattato di un gesto per l'appunto certamente biasimevole, però frutto anche di una serie di patologie psichiatriche che costituiranno oggetto di accertamento. Il giudice ha convalidato l'arresto confermando la misura di custodia cautelare in carcere. L'avvocato che lo difende ha chiesto e consigliato una misura alternativa date le condizioni psicologiche del 34enne che era già seguito dal servizio psichiatrico. Da par mia ho sollecitato come ipotesi alternativa quella di valutare in questo momento una situazione custodiale all'interno di una casa di cura o di un reparto psichiatrico, perché resto dell'idea che il carcere non sia la soluzione più adeguata per un soggetto che si trova alle prese con patologie quali quelle che affliggono il signor Velo. Ed è passato un mese dalla scomparsa di Sami Basso. Gli amici corrono la maratona di Istanbul con una maglietta a lui dedicata, ma ci racconta tutto e vedo già collegata la nostra Monica Smiderle. Buongiorno Monica.
Sì, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, un mese senza Sammy, il giovane di 28 anni di Tezze sul Brenta, affetto da progeria, che si è spento la sera del 5 ottobre durante una festa nell'Asolano. 30 giorni senza Sammy, una persona che durante la sua breve vita ha saputo fare molto, grazie anche all'associazione italiana Progeria Sammy Basso, fondata dai genitori nel 2005. Sammy ha saputo dialogare con il mondo delle istituzioni, ma anche con il mondo accademico, della scuola, con il mondo della cultura, con gli artisti. Ricordiamo tutti il video, le foto che ha scattato con Jovanotti, ad esempio, durante uno dei suoi concerti. Sicuramente ha girato molto negli Stati Uniti, ma anche recentemente in Cina. Ha spinto sull'acceleratore della ricerca, perché il grande obiettivo di Sammy Basso era quello di arrivare ad una cura per questa malattia che causa l'invecchiamento precoce delle persone. Sammy Basso, che durante la sua vita, proprio perché sperava di arrivare ad una cura, ha studiato ed è diventato biologo. 30 giorni senza di lui, ma continuano a correre i suoi amici, perché Sammy Basso ha corso le maratone con il gruppo di amici che si è impegnato in questi anni a portarlo per le strade del mondo. La prima esperienza fisicamente senza di lui domenica. Con noi c'è Andrea Fontana, suo grande amico, che ha la maglietta. Allora, dove siete andati, Andrea, domenica con Sammy? Siamo andati ad Istanbul e è una cosa già programmata da un po' di tempo. Ci tengo a dire, abbiamo queste magliette da sempre, perché non è che adesso che Sammy, tra virgolette, non c'è più, abbiamo fatto la maglietta celebrativa, ma abbiamo fatto sempre le magliette gialle perché era il suo colore, e le magliette le facevamo correndo con Sammy, quindi Sammy Runs Venice piuttosto che Chicago, piuttosto che Boston ed altre cose. Adesso abbiamo cambiato il titolo della maglietta con Sammy, perché ce lo portiamo, invece che fisicamente sopra una carrozzina che si chiamava Jolette, lo portiamo nel cuore. Almeno io questa volta l'ho portato nel cuore. Come sono stati questi 30 giorni senza di lui, questo mese, com'è passato? Manca una persona dove puoi chiamarla, puoi avere un consiglio, puoi avere una voce di conforto e anche delle spiegazioni scientifiche e pratiche sul mondo che gira, perché era una persona che era in connessione con il mondo in 10 secondi, quindi manca assolutamente. Sicuramente una persona trasversale, un grande comunicatore, una persona che ha saputo donare e donarsi fino all'ultimo momento, anche durante la cerimonia, che non mi piace chiamare funebre perché Sammy non lo vorrebbe, durante l'ultimo abbraccio al popolo di Sammy, con quel testamento morale che lui ha scritto e che è stato letto dal vescovo durante la cerimonia. Lui era una persona che amava, come sapevano tutti, studiare, amava portare molta conoscenza, però trovando anche le persone per strada, lui sapeva stare con le persone di spessore, politici importanti, sapeva stare con cantanti, con artisti, e trovava le persone comuni, condivideva i suoi pensieri e ci portava praticamente a crescere il nostro bagaglio culturale, anche parlando una sera mangiando una pizza. Senta Andrea, il messaggio di Sammy, la sua intensa attività a favore della ricerca contro le malattie rare, la progeria in particolare, prosegue? Assolutamente sì. E ci vuole un po' di tranquillità, dobbiamo pensare comunque alla famiglia, lasciare tutto tranquillo, aspettare un po', e poi siamo sicuri che quello che portiamo nel cuore piano piano si svilupperà e riusciremo a concretizzarlo piano piano. Comunque è un progetto che deve andare per forza avanti, cerchiamo di capire in che modo e come, però lui c'è, lui ci sarà, e di conseguenza il progetto prosegue assolutamente. E continuerà a correre anche con le vostre maratone? Assolutamente sì, e speriamo solo che resistano le nostre gambe, e se le nostre gambe resistono Sammy correrà sempre con noi. Cosa vorrebbe dire a Sammy in questo momento?
ti voglio bene, ti abbraccio come abbiamo sempre fatto tutti i giorni, ma lo faccio, quindi non serve che lo dica. Io ringrazio Andrea Fontana per queste parole e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica, al tuo ospite un bellissimo ricordo di Sami Basso, insomma seguiremo anche appunto le iniziative che verranno fatte in onore di Sami e appunto il ricordo commosso degli amici che continuano a portare avanti anche le sue battaglie, ora che non c'è più ma resta nel cuore di tutti. E noi purtroppo invece dobbiamo tornare alla cronaca e parlare di lavoro. Ieri è stata una giornata di tensione in un cantiere edile del centro di Padova. 3 operai sono saliti per protesta su una gru per chiedere il pagamento degli stipendi. Vediamo com'è andata la giornata. La situazione purtroppo è esplosa questa mattina, però diciamo che era da un po' di tempo che fermentava perché i lavoratori rivendicano delle mancate retribuzioni. Uno dei nostri capicantiere ha visto persone scavalcare e prendere possesso, diciamo, fare casino. Cronaca di una giornata di tensione in un cantiere edile di via Santa Eufemia, pieno centro di Padova, dove 3 operai sono saliti per protesta su una gru, rimanendoci per alcune ore. In mezzo l'intervento di polizia e vigili del fuoco. Da un lato alcuni lavoratori, tutti stranieri, egiziani, subsahariani, marocchini, dall'altro le ditte, una principale, le altre in subappalto. I lavoratori vivono la loro vita lavorativa e la loro vita extra lavorativa in condizioni che non sono dignitose. Inoltre lamentano la mancanza di un buono pasto per pranzo o cena, di vivere in casette di cantiere piccole senza servizi idonei, di dover discutere ogni mese per lo stipendio. È da una settimana che sono stati sospesi dalle attività lavorative e non sappiamo per che motivo, e questa mattina, stanchi ed esasperati, hanno deciso di salire, come vedete, sulla gru, 3 di loro. La GVG ha autorizzato durante la protesta un bonifico a favore degli operai per convincerli a scendere e l'azienda si dice preoccupata per la tensione. Noi di GVG siamo brave persone, cerchiamo di mantenere un rapporto civile e da brave persone con tutti. Quello che subiamo qua da una settimana e come ci siamo sentiti noi oggi, siamo stati messi all'angolo con modalità che incutono timore nelle brave persone, nella brava gente. Poi abbiamo chiamato la polizia, sono arrivati i sindacati, ci siamo messi a cercare di risolvere tutti insieme la situazione. Non possiamo avere paura di camminare dentro il cantiere. Intanto arriva un mediatore culturale per trattare con gli operai, si punta a un accordo sindacale con l'azienda per regolarizzare la situazione. Dalle carte non risultano problemi di pagamenti, sostiene l'azienda, che chiede di gestire senza tensioni. Quanto alle casette, sono fuori dalla zona del piano di sicurezza e scelte dagli operai per comodità. Le casette sono, secondo me, degli alloggi nuovi, che io sappia, a quanto mi risulta, comprati nuovi, quindi non container usati, non sono container ma sono unità abitative, che peraltro vengono usate come appoggio. Poi finalmente gli operai scendono e parte la trattativa per un accordo sindacale definitivo. E allora subito sul Corriere del Veneto per gli aggiornamenti della vicenda. Niente stipendi da 2 mesi, 3 operai appunto saliti in cima alla gru, come ha testimoniato il nostro Federico Fusetti, per protesta in una gru alta 40 metri. L'azienda cede e paga. Dunque questi gli aggiornamenti. E continuiamo invece a parlare di lavoro, perché si apre uno spiraglio per la crisi della Berco a Castelfranco Veneto. Ieri mattina a Roma la prima riunione del tavolo ministeriale con l'azienda, sindacati, regione e comuni coinvolti. L'azienda ha sospeso la procedura di licenziamento collettivo in corso e nei prossimi giorni si aprirà un dialogo per valutare se ci sono soluzioni alternative. Crisi della Berco, sospese tutte le procedure finora annunciate, almeno fino al prossimo incontro previsto il 14 novembre. Al Ministero per le imprese del Made in Italy a Roma la riunione del primo tavolo per affrontare le difficoltà della storica azienda, parte del gruppo tedesco ThyssenKrupp, specializzata nella produzione di sottocarri cingolati. Presenti per il Veneto l'assessore regionale Valeria Mantovani, il sindaco di Castelfranco, i rappresentanti dell'unità crisi aziendali di Veneto Lavoro e la direzione
lavoro. L'azienda si è dimostrata disponibile ad accogliere la nostra richiesta, che è stata fatta propria dal ministro Urso e quindi appunto dal Ministero, per cui adesso ci sarà questo momento di sospensione relativamente ai licenziamenti e chiaramente in questo frangente di tempo occorrerà riprendere il dialogo e quindi cercare tutte le soluzioni alternative affinché si possa in qualche modo, ove possibile, rilanciare l'azienda e chiaramente salvaguardare l'occupazione. Sebbene i 70 licenziamenti inizialmente annunciati per la sede di Castelfranco non siano poi stati formalizzati a fronte dei 480 per la sede di Copparo, resta alta la preoccupazione in Veneto e nella Marca. L'apertura del dialogo e di 10 giorni di tempo per avviare una trattativa sono comunque un fatto positivo per il sindaco Marcon. Dando il tempo alle parti di confrontarsi e cercare di trovare una soluzione, una via d'uscita a queste procedure di licenziamento collettivo che sicuramente non può essere in alcun modo portata avanti sapendo la ricaduta sociale che ha oggi a Copparo e potenzialmente domani a Castelfranco Veneto. Stato di agitazione anche per i lavoratori della Cappellotto di Gaiarine, azienda del settore spurghi, pulizia idrodinamica alle canalizzazioni, trasporto di rifiuti pericolosi. I sindacati contestano il blocco delle trattative per il rinnovo del contratto integrativo aziendale e chiedono un adeguamento salariale che tenga conto degli sforzi profusi dai lavoratori che, si legge in una nota, con la loro professionalità e dedizione contribuiscono in modo determinante al successo dell'azienda. La FIM Cisla è pronta al confronto con l'azienda per trovare una soluzione condivisa che soddisfi le esigenze dei lavoratori e garantisca la continuità produttiva. In assenza di risposte concrete saranno valutate ulteriori forme di mobilitazione. E ancora di lavoro parliamo, ennesima azienda che chiude i battenti, questa volta a Bassano. La FIBE nel settore dell'automotive lascia a casa una trentina di dipendenti. Sentiamo. La FIBE di Bassano, azienda leader nell'automotive, chiude definitivamente i battenti e lascia a casa 32 dipendenti. In realtà non una doccia fredda per chi lavorava fino alla settimana scorsa all'interno degli stabilimenti di via Portile che seguivano i più grandi marchi del settore a livello mondiale, perché ci spiegano è da mesi che si ventilava aria di crisi. Ma trovarsi davanti al fatto compiuto è tutta un'altra cosa. Noi dipendenti abbiamo visto che i problemi vengono un po' da lontano, una mancanza di commesse, difficoltà di stare sul mercato con, ripeto, dei competitor molto aggressivi. Sappiamo anche che il mercato dell'automotive nell'ultimo tempo è in forte crisi e ci è stato prospettato l'impossibilità di continuare con l'azienda e quindi noi ci siamo trovati con la nostra rappresentanza sindacale e abbiamo accettato la situazione, consci che non c'erano le possibilità di andare avanti. A fare la sua parte anche il cambiamento della concezione automobilistica, oggi puntata verso il green. E noi abbiamo sempre lavorato anche molto per la Germania e sappiamo che anche ditte tedesche sono in forte crisi e hanno messo in cassa integrazione i loro dipendenti. Molti di noi lavoravano in questa azienda da moltissimi anni e ci ha fatto molto crescere. Di questo ringraziamo anche la proprietà perché ci ha dato la possibilità di crescere come professionalmente. E rammarica anche il fatto che la ditta fosse caratterizzata da specifiche competenze. Noi eravamo veramente un settore di nicchia nello stampaggio a caldo della lamiera con attrezzature molto specifiche e quindi pensavamo che essendo in questo segmento molto specifico ci salvaguardasse dalla crisi generale, ma purtroppo evidentemente non è stato così e l'azienda ha deciso di chiudere. Fa un certo effetto vedere che l'ennesimo stabilimento, l'ennesima azienda, tra l'altro è enorme come azienda, chiude i battenti qua a Bassano. È un pezzo di storia anche della città, mi dispiace veramente che chiuda e anche tanti dipendenti rimangono senza lavoro e anche le famiglie che sono dietro e quindi ripeto, ci facciamo forza sulla nostra professionalità acquisita in questi anni per cercare una sistemazione, ma non sarà facile. Seguiremo dunque gli sviluppi. Lo sfogo ora di un commerciante del centro storico di Padova che si trova ad avere a che fare con l'incuria e la sporcizia provocata da un'attività sfitta da anni. Il proprietario non si occupa della pulizia e così sono comparsi anche i topi.
Trovarsi a pagare le conseguenze di una sporcizia e di un degrado non suo, ma provocato dal totale abbandono del negozio accanto alla sua attività. È quello che accade quotidianamente a Michele Freo, titolare di una storica pannetteria di via Zabarella in pieno centro storico a Padova. I locali dell'ex pescheria accanto al suo negozio sono sfitti e abbandonati dal 2018, quando è stata chiusa, e il proprietario non si è più occupato della pulizia. Il risultato è lampante: vetrate scure per lo spesso strato di polvere, guano e piume di piccione, mozziconi e cartoni, ma soprattutto da qualche tempo sono comparsi anche i topi. Noi panificatori lavoriamo alla mattina presto, quindi le vie sono molto tranquille e abitate, ahimè, da piccoli animali un po' spiacevoli. Al mio arrivo fuggono all'interno del locale adiacente, nei buchi che si presentano davanti al locale e si nascondono lì. Attirati dal profumo del pane fresco al mattino, i roditori escono anche da questo foro nel pavimento del portico antistante i due negozi. Anche i residenti della via sono arrabbiati per questa sporcizia e attraverso Michele Freo chiedono al proprietario dell'ex pescheria di pulire il negozio ed eseguire una deratizzazione. Noi richiediamo innanzitutto che venga pulita la parte di fronte al locale, prima di tutto, soprattutto perché questa è una via che è percorsa da turisti, essendo una via molto storica che collega i giardini alla Basilica del Santo. Spesso loro evitano di passare sotto il portico per vedere la sporcizia e fanno il giro largo, e quindi evitando anche la mia vetrina e vedere i miei prodotti. Della vicenda si è interessata anche Wanda Pellizzari, ex consigliera comunale e portavoce di ACC, l'associazione dei commercianti del centro, che cita il regolamento di polizia urbana. Che non solo chi ha la proprietà e il lavoro e l'attività che funziona deve fare questo, ma anche coloro che hanno chiuso i negozi, che quindi il negozio è sfitto. Tanto chiudere le vetrine non come qua, ma ben col cartone, in modo che non ci sia la visibilità dell'interno, e poi deve pulire lo stesso, come fanno gli altri, lo spazio antistante la loro attività, anche se è chiusa. C'è la pena pecuniaria. Ancora la cronaca: a Cittadella una famiglia intera è stata intossicata dal monossido. È stata già dimessa dai sanitari dell'ospedale di Cittadella la famiglia residente in Borgo Treviso, che nella notte tra lunedì e martedì è rimasta vittima di una grave intossicazione da monossido di carbonio, un killer silenzioso che ti assopisce senza talvolta lasciare scampo. Provvidenziale il risveglio notturno della maggiore dei 3 figli di una donna di 42 anni che, non sentendosi bene, ha chiamato il 118. Immediato l'intervento dell'ambulanza. Entrati nell'abitazione, i sanitari hanno capito che la casa era satura di gas e avvisato i vigili del fuoco. Dopo le cure del caso, la famiglia ha potuto far ritorno a casa. Si cercano adesso le cause, che potrebbero essere legate al malfunzionamento di una caldaia. E ora nel Trevigiano, dove un uomo ha tentato di introdursi nella sua vecchia casa e ha aggredito il vicino diversamente abile. Questo è accaduto a Maser. Sorprende un uomo mentre cerca di entrare in una casa a pochi metri dalla sua e viene spinto a terra, dove resta fino all'arrivo dei soccorsi, data la sua disabilità. Aveva con sé un taglierino, il 60enne che intorno alle 21 ha tentato di entrare in quella che era la sua abitazione in via General Cantore a Crespignaga di Maser, pignorata ormai quasi un anno fa. Si tratta di un ex imprenditore venetista che dopo il fallimento è caduto in stato di prostrazione. Trasferitosi fuori paese nei mesi ha tentato più e più volte di introdursi nella sua vecchia casa. Questa volta, armato di taglierino, ha scavalcato il cancello ed è entrato nel giardino. Poco distante, un vicino ha sentito dei rumori sospetti provenire poche case più in là e con la sua carrozzina e i cani guida si è avvicinato nella luce fioca della sera. Pensando fosse un ladro, il 50enne ha cominciato a intimare all'uomo di uscire allo scoperto, trovandosi però davanti il suo vecchio vicino di casa. Ne è nata un'aggressione. L'ex imprenditore ha alzato le mani nei confronti del 50enne in sedia a rotelle, ferendolo e facendolo cadere. Chiamato il 112, i carabinieri sono intervenuti prontamente, ma del 60enne non è stata trovata traccia. Sul posto anche un'ambulanza e un'automedica per prestare le prime cure al 50enne ferito, che è stato poi portato all'ospedale Cafoncello per gli accertamenti del caso. 15 i giorni di prognosi riportati. Sul fatto indagano i carabinieri. Nel Vicentino, quartiere di Villaggio del Sole, i cittadini segnalano che si è formato un piccolo villaggio abusivo. Sentiamo.
Degrado in via Divisione Acqui. La segnalazione parte dal quartiere Villaggio del Sole a Vicenza. Sporcizia, sacchi dell'immondizia abbandonati nelle aiuole tra le piazzole di sosta. Qualcuno ha consumato un pasto e ha lasciato i suoi avanzi lì per terra, vicino a una panchina, in modo incivile e senza il rispetto per gli altri cittadini. Altro degrado poco più in là, in una piazzola di sosta, con sacchi di plastica semiaperti lasciati per terra. Nei giorni scorsi in via Divisione Acqui è stata segnalata anche la presenza di nomadi fermi nella zona, una situazione non nuova. Furgoni e piccole carovane accampate abusivamente erano già state segnalate in passato dai residenti e dai commercianti della zona, ma a quanto pare, nonostante le sanzioni, il problema si ripresenterebbe ciclicamente. Sulla questione interviene anche l'ex sindaco Francesco Rucco, che invita l'amministrazione comunale di centrosinistra a intervenire con decisione per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole. Il disagio per quanto riguarda il tema della sicurezza e del degrado è altissimo per i residenti, occorre fare un passo in più, occorre intervenire laddove è possibile con il sequestro dei mezzi e dei camper da parte della polizia locale. Lo abbiamo fatto anche in passato, è necessario farlo per evitare che queste situazioni si trovino a ripetersi per l'ennesima volta. E negli ultimi tempi ve ne stiamo continuando a dare conto, sono aumentate le truffe agli anziani, per questo i carabinieri di Padova insieme ai farmacisti hanno avviato una campagna di sensibilizzazione per spiegare come evitare di cadere nella trappola. Fanno leva sugli affetti più cari come figli o nipoti, raccontano loro di incidenti inesistenti o problemi giudiziari, si spacciano addirittura per membri delle forze dell'ordine. I truffatori che mettono in atto i raggiri alle persone anziane sono senza scrupoli perché approfittano di situazioni di fragilità o di solitudine. Purtroppo il fenomeno è in aumento. Nei primi 9 mesi di quest'anno, infatti, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, i carabinieri di Padova hanno registrato un incremento di circa il 30% dei reati, da 125 a 163. A questo corrisponde un aumento di denunce e di arresti, 35 i truffatori finiti in manette. L'Arma dei Carabinieri ha deciso così di avviare una campagna di sensibilizzazione coinvolgendo le farmacie padovane, un luogo spesso frequentato dagli anziani. Le farmacie per noi sono dei presidi importanti perché sono capillari, sono presenti anche nei piccoli centri, sono degli importanti presidi di riferimento per i cittadini che soddisfano non soltanto le esigenze sanitarie ma anche conquistano la fiducia dei cittadini in un rapporto di dialogo, di conoscenza. Quindi approfittando di questa fiducia, di questa conoscenza, di questo rapporto che si crea con i cittadini, gli abbiamo chiesto di diffondere il materiale illustrativo che è stato redatto dal Comando Generale, quindi delle brochure che spiegano quali sono le tecniche utilizzate dai truffatori. I farmacisti sono visti quasi come una valvola di sfogo per gli anziani che chiedono consigli e confidano le disavventure. In questi giorni mentre davamo il volantino, una signora appunto mi ha raccontato che anche lei ha ricevuto una telefonata che gli è sembrata, questa signora era abbastanza furbina, per cui è riuscita a rendersi conto che la telefonata era un po' strana e subito ha avvisato il 112. I farmacisti distribuiranno volantini con indicazioni antitruffa e saranno così le prime sentinelle sul territorio. Questione della sicurezza e dei taser. Sull'utilizzo della pistola elettrica da parte della polizia locale interviene anche il prefetto di Padova. Ci sono 40 agenti della Polizia Locale di Padova che hanno chiesto ufficialmente di essere dotati di taser e c'è il Comune che più volte in queste settimane ha dichiarato, anche attraverso l'assessore Diego Bonavina, che prenderà in esame la richiesta ma che non è poi così favorevole all'uso di questo strumento da parte dei suoi agenti. Posizione ribadita in Consiglio Comunale anche dal sindaco Sergio Giordani. E ora, sulla vicenda, interviene il prefetto di Padova, Giuseppe Forlenza, secondo il quale la decisione spetta all'amministrazione comunale, una posizione ribadita anche dopo l'episodio di violenza avvenuto al pronto soccorso di Cittadella, dove il responsabile è stato immobilizzato con la pistola elettrica. Il gesto tempestivo dell'Arma dei Carabinieri ha consentito anche di evitare più gravi conseguenze. Quello è stato un momento in cui si è reso necessario l'uso del taser, la cui adozione è rimessa alla valutazione naturalmente delle amministrazioni comunali. Quanto alla questione sicurezza più in generale, specie nella zona della stazione, l'attenzione è alta e di volta in volta viene deciso settimanalmente a quale livello di intensità effettuare i controlli.
La stazione è oggetto di controllo costante e continuo nell'ambito del controllo coordinato del territorio ed è oggetto anche di monitoraggio settimanale nell'ambito delle riunioni tecniche di coordinamento che svolgiamo insieme ai responsabili provinciali delle forze dell'ordine, allargate anche al sindaco. Quindi è chiaro che poi facciamo delle valutazioni di volta in volta, diciamo, che possono anche rimodularsi in base al sopravvenire di esigenze particolari. Un dibattito, quello sulla stazione, sul degrado in città, che è anche politico, con interrogazioni in Consiglio Comunale e anche in Parlamento, promossa quest'ultima dal senatore Antonio De Poli. Un protocollo d'intesa siglato da Regione e Guardia di Finanza che vigilerà sull'uso corretto di decine di milioni di euro di stanziamenti da statali e comunali per la pesca e l'acquacultura in Veneto, ma anche i disagi della pesca dovuti al cambiamento climatico dopo il granchio blu a minacciare la pesca e le colture venete e anche la mucillagine è stata anche la mucillagine. Di tutto questo parleremo dopo la pubblicità. A tra poco. Di nuovo in diretta, buongiorno, prima edizione dei nostri telegiornali. Come annunciato poco prima del lancio della pubblicità, parliamo di pesca, dei problemi che sta affrontando in Veneto, un settore attualmente in ginocchio, minacciato non solo dal granchio blu quest'estate, anche dalla mucillagine. Sono tantissime le perdite in termini economici e appunto di quantità e qualità dei prodotti. Con noi a parlare di questo Antonio Gottardo, responsabile agroalimentare pesca, Lega Coop Veneto, che saluto e presento. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie della disponibilità innanzitutto. Lei è appena uscito dalla questura perché avete indetto uno sciopero per dopodomani a Venezia proprio per questi problemi, se non erro, giusto? Assolutamente sì, siamo di fronte a una tempesta perfetta che ha colpito in questo ultimo periodo un comparto che stava dimostrando grande capacità imprenditoriale, grande capacità organizzativa e che tecnicamente a causa dei cambiamenti climatici ha perduto tutta la risorsa a mare della Venus Garina, la vongola di mare, che era un prodotto di eccellenza anche nel panorama nazionale. Venerdì abbiamo promosso una manifestazione specifica di sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, ma anche della salvaguardia e del rilancio di circa 180-190 imprese per circa 450 addetti che rappresentavano e rappresentano, potrebbero rappresentare per il Veneto. Quali sono i... Sì, mi scusi. Prego. Un'economia importante in particolare sulla fascia costiera e che tocca anche il tema del turismo, perché l'aspetto enogastronomico, l'aspetto della passa attraverso anche le produzioni locali che sono assolutamente interessanti per il turista veneto. E infatti quali sono i problemi che state affrontando? Accennavamo al granchio blu, ma soprattutto alla mucillagine che vi ha fatto perdere tantissimo quest'estate. Ogni giorno alle sue pene dopo il granchio blu. Nei sedimenti dove c'è la vongola non ha la coda e quindi scappare e lì è morta tutta. Sostanzialmente tutto il litorale veneto presenta una moria di circa il 100%. Questo significa che per gli operatori da circa 15 giorni sono tecnicamente a casa. Dunque, proviamo a spiegare a chi ci sta seguendo il perché di queste perdite e soprattutto al di là, come appunto appena accennato lei, del danno economico anche alle famiglie di chi si sostiene di pesca e lo fa di questo la propria vita. Quali sono i problemi che state affrontando e perché la mucillagine è così importante? Negativo ovviamente, che danni sta causando e soprattutto perché, proviamo a spiegare perché ha così decimato queste culture. Guardi, non serve vedere i fatti di Valencia e di quello che sta accadendo nel mondo. Il cambiamento climatico non è più azione, sta producendo i suoi effetti e i suoi effetti sono la temperatura dell'acqua che è innalzata con delle colonne d'acqua calda che arrivano fino ai sedimenti. L'effetto della mucillagine è doppio, nel senso crea un'immagine negativa da un punto di vista visivo, ma crea anche un danno rispetto alla risorsa facendola morire. Aggiungiamo anche che siamo in un'area dove ci sono dei fiumi, importanti fiumi del bacino,
Adriatico e quindi con l'evidente Chiedo gentilmente se può ripetere, abbiamo dei problemi con il suo audio, dunque ci diceva appunto dell'innalzamento delle temperature dell'Adriatico, che ha comportato che cosa quindi? L'innalzamento delle temperature ha portato la colonna d'acqua ad arrivare alla base dove ci sono le vongole a una temperatura molto calda e quindi il sedimento, la mucillagine crea un fenomeno di anossia facendo di fatto morire le vongole. Ma in più, in aggiunta, abbiamo anche la questione di importanti fiumi e su questo probabilmente andrebbe fatto un grosso lavoro di ricomposizione ambientale e produttiva legata anche a delle analisi che dovrebbero fare gli enti competenti per capire perché queste vongole muoiono in questa. Dunque ci faccia capire non solo l'innalzamento dei mari, ma anche qualcosa che arriva dai fiumi. È un mix, è un combinato disposto che ha creato la tempesta perfetta. Cambiamento climatico, innalzamento della temperatura, forti piogge che di fatto dilavano la pianura padana portando i sedimenti nel mare. Questo crea un equilibrio non positivo per la risorsa della Venus galina, ma non solo, tocca anche ad esempio la risorsa del Calista-Chione, che sarebbe il fasolaro, che è il rilancio da un punto di vista commerciale ed economico. Sì. Leggo un po' di dati, perdite pari al 60% dei mitili, delle cozze per intenderci giusto, e del 90 al 100% dei molluschi bivalvi di cui appunto le vongole. Lei prima ci diceva ci sono dei pescatori che sono attualmente a casa senza lavoro. Sì, lei ha dato dei dati molto corretti, molto scientifici. I dati scientifici sono questi, i dati umani sono circa 190 imbarcazioni moltiplicate per 2-3 addetti che sono tecnicamente a casa, cioè non lavorano da circa 15 giorni. La cosa preoccupante è l'aspetto della previsione. Non siamo in grado di fare una previsione rispetto alla risorsa che potrebbe interessante, non sappiamo né quando né come né in quale periodo potrebbe. Scusi perché continua a saltare l'audio, ci scusiamo anche con i telespettatori di questo, ci spieghi, ci diceva appunto non sapete calcolare effettivamente come poter procedere, perché di fatto non abbiamo dei dati che ci possano dire come andrà sostanzialmente il periodo e se effettivamente si potrà continuare a coltivare questo? Sì, è corretto, non siamo in grado di prevedere quando la risorsa potrà riemergere. Quello che possiamo fare adesso, ed è l'obiettivo che andremo a fare venerdì, è quello di sensibilizzare le istituzioni, sia il Ministero Roma, sia la Direzione Marittima, a prevedere dei sostegni che hanno un obiettivo molto semplice: una riattivazione ambientale e produttiva della risorsa, facendo svolgere attività e servizi ai pescatori e cercare di sostenere questo periodo di fermo, non in attesa sostegni ma svolgendo l'attività che possa tenere in piedi le aziende e quindi tenere in piedi delle strutture che possano continuare ad operare. Non sostegno una tantum, ma delle azioni strutturali per fare in modo che il cambiamento climatico, come lei ci diceva, che è in atto e che stiamo vedendo, appunto non serve citare Valencia perché è sotto gli occhi di tutti, servano per capire come agire anche in futuro. Se è d'accordo le faccio vedere il servizio realizzato dal collega Filippo Fois ieri, perché è stato siglato un protocollo d'intesa tra Regione e Guardia di Finanza che vigilerà sull'uso corretto dei contributi statali e comunali stanziati per la pesca e l'acquacoltura del Veneto, e poi lo commentiamo insieme. Un protocollo d'intesa tra Regione e Comando regionale della Guardia di Finanza per rafforzare la prevenzione e repressione di frodi, irregolarità e violazioni nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare vigilerà sull'uso corretto dei contributi statali e comunitari. Questi ultimi nella programmazione 2021-2027 ammontano a 46 milioni di euro. Spesso la tentazione può esserci di cercare di approfittare anche quando non si è perfettamente in regola
per appunto poter beneficiare dei fondi pubblici. Come dicevo prima, molto frequenti sono i casi di frode e di truffa, insomma anche nel 2024 la Guardia di Finanza qui in Veneto ha segnalato e denunciato diverse centinaia di casi. La firma Venezia intende rappresentare un'ulteriore forma di tutela per un settore cruciale dell'economia veneta. Nel 2023 14.000 tonnellate di pescato, 40 milioni di euro di fatturato, 656 pescherecci attivi e oltre 8.000 occupati. Il controllo sì, perché ci è stato richiesto dalle associazioni dei pescatori, cioè queste attività ci sono state richieste dai pescatori, non ce le siamo inventate noi, siamo andati dai pescatori e abbiamo chiesto cosa serve? Beh, prima di tutto maggiore controllo. Il controllo deve avvenire su tutta la filiera, avendo come obiettivo principale non solo il principio di legalità, che nel mondo della pesca è un principio che alle volte va attenzionato in modo particolare, ma soprattutto la qualità del pescato che arriva sulle tavole dei consumatori, dei cittadini. Della durata di 3 anni rinnovabile, il protocollo prevede l'istituzione di una cabina di regia formata da rappresentanti di entrambe le parti con il compito di monitorare le attività e coordinare azioni congiunte. La richiesta di supporto, mettiamo così, di aiuto tecnico da parte della strada di categoria ci indica che probabilmente ci sono dei tentativi di infiltrazione. L'accordo consente anche a noi di individuare più rapidamente, non che non saremmo in grado di farlo, ma più rapidamente, più efficacemente coloro che vogliono invece approfittare in modo negativo di quelle che possono essere le pieghe del settore. Si teme infatti che, presumo, poi sarà lei a darci la conferma di questo, che con la perdita consistente di non solo di fatturato ma proprio di prodotto ci siano anche poi nel territorio appunto azioni non controllate, illegali, che insomma questo protocollo d'intesa poi tenderà anche a vigilare più approfonditamente sulla questione. C'è effettivamente un pericolo di questo genere, perché ovviamente non avendo produzione immagino che il turismo e la domanda comunque chiami questo tipo di prodotti sulle tavole di tutti noi, si sta avvicinando alle feste, insomma sappiamo bene quanto è richiesto. Cosa ne pensa? Noi stiamo parlando di interventi finanziari che sono fondi europei del Ministero e della Regione Veneto e che sottostanno a dei bandi a evidenza pubblica, che sottostanno a normative dal codice degli appalti al codice di legalità, a tutta una serie di codici di responsabilità che devono essere approvati. Il protocollo d'intesa noi lo salutiamo positivamente. Quando si parla di legalità del settore è sempre un tema a noi caro come associazione di categoria, l'abbiamo sempre proposto, promosso e rilanciato. L'auspicio è che in una regione dove tra l'altro a livello nazionale siamo i primi come capacità di spesa, capacità di ricaduta diretta sulle imprese e di valorizzazione anche da parte dell'Unione Europea di lavori fatti fino ad ora attraverso i bandi di finanziamento al settore della pesca, l'auspicio è che questo protocollo possa essere anche condiviso e fatto proprio da alcune regioni, in particolare del sud, dove la capacità di spesa, la capacità di verifica, di controllo anche del tema della legalità è un tema particolarmente sentito. Mi permetto di dire che nel Veneto probabilmente casi sporadici potranno anche esserci, ma l'organizzazione del sistema della cooperazione, dei consorzi, dell'organizzazione dei produttori e delle imprese agricole che concorrono ai bandi hanno garantito fino ad ora sul territorio per le imprese delle ricadute importanti e dirette che hanno rilanciato, come nel caso ad esempio dei consorzi di gestione, dell'organizzazione di produttori bivalvi, fasolari, consorzi di scardovari, eccetera, eccetera, di raggiungere eccellenze anche nel panorama internazionale. Di qui voi però quindi venerdì scenderete in piazza per chiedere quindi che cosa? Noi venerdì scenderemo in piazza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sostenibilità ambientale, produttiva ed economica di questo comparto. È un comparto strutturato in consorzi, in organizzazioni di produttori, ha investito molto sull'attività di rivitalizzazione produttiva della fascia costiera, raggiungendo risultati importanti, certificazioni MSC, la vongola biologica, il ruolo dell'OP fasolari. Ecco, di fronte a questo non possiamo permetterci di avere uno scenario che azzeri tutto. Cosa possiamo fare? Gli enti competenti possono sostenerci in questi piani di ricomposizione ambientale e produttiva dove tenteremo di disseminare la vongola, di fare gli spostamenti e di fare una gestione ottimale di questa risorsa se
riuscirà a ricrearsi, se riusciranno a ricrearsi le condizioni ottimali per poterla raccogliere. L'ultima domanda prima di lasciarci, che prospettive prevedete? Non lo so, vi dico onestamente, questo qua è un periodo per il settore della pesca professionale dove la tempesta perfetta comincia a pesare enormemente su delle imprese che rappresentano davvero per la fascia costiera un connubio importante, in particolare per il turismo. Quest'estate siamo riusciti a fare un lavoro anche di supporto al settore turistico, evitando di parlare di granchio blu, evitando di parlare di mucillagini, però siamo sfiniti, siamo in una fase dove le energie mancano e quindi chiediamo davvero una solidarietà da parte di tutti, in particolare delle istituzioni, ma anche dei cittadini, da parte degli utenti e da parte dei consumatori, che fino ad ora hanno apprezzato dei prodotti enogastronomici importanti che sulla tavola rappresentano un valore, una ricchezza importante non solo per gli operatori ma anche per l'economia ittica veneta. Più attenzione a questo settore, chiedere attenzione e aiuti dal punto di vista strutturale, non una tantum per proteggerlo e soprattutto cercare di fare in modo che il cambiamento climatico non sconvolga la cultura di questo tipo di specie coltivate appunto anche nel nostro bacino veneto. Ringrazio intanto per questo approfondimento e il punto fatto da Antonio Gottardo, responsabile agroalimentare pesca Lega Coop Veneto, per essere stato in nostra compagnia. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie. E insomma abbiamo sentito prima che in Regione è stato siglato questo protocollo d'intesa per vigilare su come vengono stanziati i fondi per la pesca e la legalità. Ieri in giunta regionale il punto di Zaia poi che ha portato al centro del dibattito politico nazionale non solo l'ipotesi di un terzo mandato, ma anche questa ipotesi paventata del nucleare a Marghera. Sentiamo. Quanto sta accadendo in Campania riapre la discussione sul terzo mandato a livello nazionale? Mi sembra oggettivo, la sta riaprendo visto che se ne parla tutti i giorni. Con il presidente della Campania Vincenzo De Luca, Zaia ha spesso incrociato le spade in quella che per il Veneto è la madre di tutte le riforme, la legge Calderoli sull'autonomia differenziata. Eppure oggi c'è un fil rouge che lega Venezia a Napoli, la possibilità del terzo mandato per i governatori. De Luca in realtà potrebbe assicurarselo con un escamotage. La Campania infatti non ha ancora recepito la legge del 2004 sul limite del secondo mandato. Facendolo ora, 20 anni dopo, il limite scatterebbe dalla sua entrata in vigore, azzerando di fatto i suoi 2 mandati precedenti. La Campania sta facendo un provvedimento di legge che noi abbiamo già fatto qualche anno fa, però è pur vero che la grande discussione oggi è sull'opportunità o meno. Ci sono i fondamentalisti del no al terzo mandato, io spero che restino tutta la vita fondamentalisti, saremo lì a controllarli. La volontà comunque di rispondere ai cittadini, non lo chiedo io, basterebbe andare per strada in Veneto e si sente, i veneti vogliono poter scegliere, poter decidere, poi ognuno vota chi vuole. Zaia non esclude che se ne possa discutere con Fratelli d'Italia e Forza Italia, ma proprio il leader azzurro Tajani ha ribadito il suo no al terzo mandato in una recente visita in Veneto, così come ha criticato la contrarietà di Zaia al progetto di una centrale nucleare a Marghera. Dire che i governatori decidono la politica energetica è scritto nella legge, non è che serve che ce lo venga a dire qualcuno. Dove fare invece gli impianti delle centrali nucleari lo decidiamo noi. È ovvio che noi dobbiamo difendere tutto quello che è l'insediamento di Marghera, l'occupazione e la transizione green, ma ci mancherebbe, nessuno vuole farci un prato. Dall'altro però diciamo che se tornassimo agli anni di Volpi di Misurata e partissimo oggi da quel punto zero, vorremmo vedere la laguna intonsa e non ci faremo mai un petrolchimico. Lo scontro con Tajani sul terzo mandato, sul nucleare a Marghera e sull'autonomia differenziata nel commercio estero hanno spinto l'assessore Roberto Marcato a dire durante la trasmissione Focus che ce n'era abbastanza per terminare l'alleanza in regione con Forza Italia. Noi stiamo governando bene qui in Veneto, nel senso che con loro abbiamo un buon rapporto nel centrodestra, dopodiché il vicepresidente Tajani fa anche il segretario di Forza Italia, quindi immagino che queste dichiarazioni non siano a nome del governo.
Insomma, questo quanto detto ieri dal presidente del Veneto Luca Zaia, il punto sul nucleare, l'abbiamo sentito in apertura di telegiornale, che chiedo alla regia se è possibile rimandare le parole di Zaia dopo quella che è la notizia del giorno, ovvero la rielezione di Trump. Dovrebbe essere un minuto, perché con la vittoria di Trump su Kamala Harris si aprono scenari mondiali che avranno ripercussioni anche sul Veneto per quanto riguarda non solo la politica ma anche l'economia. Sentiamo. Ha stravinto il presidente Trump, e a differenza del 2016, quando è stato eletto presidente, del 2020 quando ha perso le elezioni contro Biden, questa volta è riuscito a parlare al popolo. Tanto è vero che i voti si vedono anche sul fronte dei latinoamericani e dei giovani, gli under 30 hanno votato Trump. Molte aspettative rispetto alla politica del presidente Trump ce le abbiamo relativamente alle guerre, alla guerra in Ucraina, che rischia di diventare il nostro Afghanistan europeo, alla guerra in Medio Oriente e agli altri focolai di guerra nel mondo, ce ne sono 60. Dall'altro il presidente Trump si è presentato agli elettori come colui che non ha mai fatto guerre e porta la pace. L'economia è globale, il mondo è iperconnesso, è molto più piccolo di quello che conoscevamo noi, lo sarà sempre di più. Penso che ragionare ancora come frontiere non ci aiuti. Ovvio che bisogna difendere fino in fondo i mercati affinché non ci siano concorrenze sleali o dumping dati magari da sfruttamento di lavoratori o da non rispetto delle regole ambientali nelle produzioni, cosa che accade. E noi preoccupazioni ne abbiamo sempre storicamente e ciclicamente, però è anche vero che i nostri imprenditori non hanno paura di affrontare i mercati, li affronteranno, e ovviamente coscienti del fatto che debbano avere al loro fianco un governo che li difende. Vediamo dunque cosa accadrà per i prossimi 4 anni in questo senso. Intanto vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Dopo di noi la sigla e poi il meteo. Appuntamento con i telegiornali della sera a partire dalle 18:30. Grazie a tutti, arrivederci.